Beh, è stata una grandissima emozione, mi trema ancora la voce, una giornata veramente molto intensa e soprattutto per il fatto che ci è stata data questa data, il 17 settembre, che è proprio la data in cui Chiara è mancata, quindi ha avuto, diciamo, questa giornata un potere enorme. Le parole scambiate con Papa Leone le porterà sempre nel cuore e resteranno un momento esclusivamente privato per Cristina, Gianfranco e Roberta, genitori e sorella di Chiara Iaconis, la trentenne padovana, morta un anno fa a Napoli, colpita da una statuetta lanciata da un terrazzo di un condominio. L'incontro con il pontefice, avvenuto proprio nell'anniversario del lutto che ha segnato le loro vite, è stato un grande momento di conforto per la famiglia Iaconis ed è stato fortemente voluto da mamma Cristina, che aveva contattato nei mesi scorsi Papa Francesco e poi, dopo la sua morte, la segreteria del nuovo Santo Padre. È stata una morte assurda, veramente assurda, però se posso dirle, questi giorni che abbiamo passato prima a Napoli con il concerto che hanno fatto in sua memoria e poi a Roma con il Papa, ci hanno veramente dato tanto conforto e devo dire, se mi lasciate passare questa parola, siamo un attimo più sereni. Chiara è sempre con Cristina, che indossa i suoi occhiali da sole. Chiara è nelle coincidenze e nei progetti che la famiglia sta portando avanti in suo nome. Chiara è sempre presente tra noi, ci manda molti segni e devo comunque dire che è bello sentire che comunque c'è, perché questo ci dà la forza per andare avanti. Ad un anno dalla morte della giovane risulta indagata una coppia di Napoli, genitori del bambino che avrebbe lanciato la statuetta di onice che ha colpito in testa la trentenne padovana. Si attende la chiusura delle indagini e poi finalmente la famiglia spera sia fatta giustizia. C'è la scadenza dell'anno, quindi noi siamo qui in attesa che le indagini si chiudano e quello che vogliamo non è vendetta, è soltanto giustizia per Chiara e anche per noi.